Da oggi sono cavalieri al merito della Repubblica Italiana. 6 uomini e 6 donne, residenti o operativi nel Padovano, dipendenti di questura e prefettura, che durante le prime settimane di pandemia hanno lavorato senza sosta, mettendo a disposizione le loro competenze per l'emergenza. Per questo motivo il Ministero dell'Interno, dal quale dipendono, ha proposto al Capo dello Stato Mattarella e al Premier Draghi la onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Siamo stati interessati con la vicenda di Vo fin da subito, insieme a tutte le altre forze di polizia, alle forze armate, sotto la guida delle autorità provinciali di pubblica sicurezza abbiamo, credo, dato una risposta adeguata a quei giorni drammatici assolutamente nuovi per tutti, anche nelle procedure, negli interventi e nei servizi. Gli imprevisti fanno parte del lavoro di uomini e donne delle forze dell'ordine, non li temono ma in qualche modo gli restano dentro. Io ricordo benissimo il 23 febbraio del 2020 perché a Venezia facemmo indossare le mascherine, i dispositivi di protezione al personale che operava ed ancora non si sapeva assolutamente nulla, e ricordo anche che il dottor Straffelini mi chiamò per far portare del personale che avevamo a Venezia in quel di Vo Euganeo, perché in quel giorno là nacque il cluster padovano. A Venezia, ricorda Della Rocca, venne perfino creato un punto vaccinazioni in questura anche a tutela delle molte persone che i poliziotti incontravano in giro in quei giorni. Dopo tanti sacrifici, il riconoscimento dello Stato. Dottor Straffelini, dica un po', se l'aspettava? No. Se l'aspettava? No. Un plauso all'operato di questi uomini delle istituzioni che hanno ancora una volta affermato che il potere è servizio a favore della comunità.